Ho sempre avuto il desiderio di fare uno studio podcast. Ok. Quindi in verità te sei la scusa per fare il primo setup. No, ma infatti è fighissima sta roba Perché qua. questa cosa qua è improvvisata, ho detto metto su un po' di robe per fare il figo, così non faccio brutta figura quando arrivavi, così mi sembrava un No, tipo ma tieni serio. presente che tutta sta roba qua non la conosco, ma parlando poi ti renderai conto, cioè io fondamentalmente sono un cazzone. Tra l'altro con te, a guardare un pochino quello che fai, io ho fatto fatica a darti, sai, tipo le famose etichette, no? Cioè tipo, ma aspetta, ma che cosa va a fare? Cosa No, non va a fare? allora, questa è una cosa interessante, questa è una cosa interessante perché C'è fotografo. c'è la maggior parte in Italia, credo, perché poi conoscendo fotografi di natura, di paesaggio, di natura in generale, di animali, di altri paesi, non c'è questo stereotipo come lo abbiamo, come è radicato a volte da noi, cioè tante volte abbiamo un'immagine del fotografo di natura o fotografo di fauna selvatica in Italia, di quello che fa gli appostamenti in tenuta mimetica, cose di questo genere, e ci sono, ok, quindi c'è ancora quella roba lì, c'è ancora. Io ho una formazione completamente diversa, nel senso che, e così arrivo a come sono arrivato a fare certe cose, cioè io ho cominciato a fotografare subito natura, cioè non sono transitato per altri generi, cioè io ho cominciato a fotografare dall'oggi al domani quasi. Quanti anni avevi? Senza fare, 10 anni fa. Ah, ok. Senza aver fatto corsi, senza aver fatto... Ho guardato tanti libri di fotografia, inteso nel vero senso della parola guardato, cioè quindi non studiato libri di tecnica, ma guardato libri di immagini, di fotografie. Io, diciamo, ho sempre avuto la passione, questa è un po' la mia formazione, la mia base di partenza, cioè ho sempre avuto la passione per le arti visive, comunque per le cose belle, ok? E allo stesso tempo io non la definisco tanto una passione per la natura, più che altro, cioè un sentirsi bene in determinati contesti, cioè il fatto di stare a contatto con animali, con la natura, comunque mi ha sempre restituito delle sensazioni positive. Quindi io ho pensato che la fotografia, e nello specifico la fotografia di natura, fosse il modo ottimale per mettere assieme queste due cose, no? Per far condividere queste due cose. Io sono affascinato da certe atmosfere, da certi contesti che mi possono essermi suggeriti magari dalle cose più disparate, può essere un film che guardo, possono essere delle illustrazioni. Per esempio io sono un grandissimo appassionato di illustrazione, e nello specifico illustrazione di libri per bambini, che molto spesso ha come soggetto il mondo naturale, e per me, ecco, per esempio quella è una grandissima fonte di ispirazione. Sono un collezionista di libri di illustrazione, probabilmente, anzi sicuramente ho più libri di illustrazione che non libri di fotografia, molti di più, perché ho sempre amato il modo in cui questi artisti, con pochi semplici disegni, tratti, riescono a creare quella suggestione, quel tocco di magia, che poi è quello che io ho sempre cercato, nel limite del possibile, di trasmettere con le mie fotografie. Cioè il punto di partenza, e se vogliamo anche quello che mi ha spinto a cercare di far foto, non è documentare un animale, un certo posto, o magari nemmeno quello di fare cose particolarmente complicate, piuttosto quello di riuscire a creare, e quindi in questo caso la fotografia è semplicemente lo strumento che io penso di aver imparato a utilizzare un pochino meglio, di riuscire a creare quel senso di suggestione, di poesia, che magari mi ha affascinato in altri contesti, quindi nel contesto dell'animazione piuttosto che dell'illustrazione, e quindi sono stato toccato, per così dire, da
cose che magari con la fotografia teoricamente non hanno nulla a che fare, e poi ho cercato di usare la fotografia come strumento per cercare a mio modo di ricreare quelle cose che io per primo mi avevano colpito molto, comunque mi avevano affascinato. Io ho una certa sensibilità, come quella di tante altre persone, veniamo toccati nel profondo da anche cose semplici, e cerco di rivolgermi con gli strumenti che posso usare a quel tipo di sensibilità. E questa è in totale controtendenza con un certo tipo di mondo della fotografia, che invece vorrebbe rivolgersi solo a persone che chiaramente abbiano una formazione dal punto di vista fotografico, che abbiano studiato la fotografia e via dicendo. Per me non è così, nel senso che, essendo uno strumento e essendo lo strumento con cui una sensibilità comunica con altre sensibilità, essendoci di base quella sensibilità che per me è il requisito fondamentale, è un linguaggio universale che può arrivare a chiunque, cioè non si deve avere un certo tipo di formazione per poter capire o apprezzare determinate cose. E quindi comunque per me la fotografia può essere sì rappresentazione stretta della realtà, ma può essere tantissime altre cose, e soprattutto, e questa è proprio una cosa alla quale ho sempre tenuto tanto, cioè non c'è un modo giusto o sbagliato di far foto. Cioè purtroppo mi è capitato tante volte di sentire grandi professori che spesso appunto erano quelli che raccontavano come la fotografia deve essere una rappresentazione della realtà, come sì, certe regole, un certo approccio fosse quello giusto e una cosa sbagliata e tutto il resto è sbagliato. Certo. Comunque tutto quello che non è quella roba lì è sbagliato. Per me non è che sia molto limitante come visione, semplicemente io abbraccio un approccio che è molto più ampio e che si basa esclusivamente sulla sensibilità di chi fa qualche cosa e di chi poi va a vedere queste cose. Siccome te mi sembra che hai girato un sacco di posti diversi, allora, qual è stato il posto più figo? In realtà io sono stato, lasciamo stare gli ultimi 3 anni che di fatto ho viaggiato quasi esclusivamente in Giappone. Hokkaido per esattezza? Sì, okay. In tante zone, perché comunque è un'isola grande, la sto visitando, esplorando bene, comincio a conoscerla veramente bene, ed è comunque un'isola che, adesso lasciando stare le dimensioni, però da un estremo all'altro, da capo a capo, comunque 7-8 ore di macchina ce l'hai, cioè comunque è un posto grande. Sì, è molto grande in ogni caso, cioè ce n'è tanto da vedere tra montagne, laghi, cioè è grande. Prima, e anche quindi prima del Covid, cioè ero stato in una serie di posti, magari più volte, cioè per dirti sono stato in Alaska un paio di volte, sono stato diverse volte in Canada. Ho visto Namibia, dove ci sono stato anch'io. Namibia mi è piaciuto molto, e non avrei mai pensato inizialmente. Sono stato anche lì diverse settimane e la cosa particolare della Namibia è che, nonostante sia un posto molto disabitato, perché comunque è uno dei paesi che ha densità di popolazione bassissima, e tra centro abitato e l'altro ci sono centinaia di chilometri di niente, non mi sono mai sentito a disagio. Cioè, e la cosa strana è che comunque è un posto che mi ha restituito delle sensazioni positive, non mi ha mai dato cosa che invece ho provato in altri luoghi. Non mi sono mai sentito nel mese circa che ci sono stato a disagio per il fatto di essere sperduto nel nulla o via dicendo. Cioè c'era di base, di fondo, probabilmente perché il mio io viveva un ottimo momento e quindi comunque tutto poi veniva da sé,
Però in generale è proprio un posto che mi ha lasciato delle belle sensazioni, oltre che posti bellissimi, cioè veramente un posto dove tornerei. E invece l'Alaska? In Alaska sono stato nel 2017-2018, altri bellissimi posti. Per nella mia testa è tipo tutto bianco, non so com'è l'Alaska. No, allora, cioè. Alaska io sono stato in estate, a fine estate, a settembre, entrambe le volte, ed ero stato la prima volta da solo con un fotografo e la seconda volta a guidare un piccolo gruppo di fotografi nel Parco Nazionale di Katmai, che è nel sud dell'Alaska, per fotografare l'orso bruno nel periodo della risalita dei salmoni, cioè finché caccia i salmoni. E quella è stata un'esperienza bellissima tutti e 2 gli anni, perché durante il giorno io praticamente camminavo letteralmente in mezzo ai salmoni, nell'acqua alla vita, e fotografavamo gli orsi che pescavano i salmoni, ma a volte avendoli a pochi metri. Quella è stata veramente, dal punto di vista dell'esperienza, perché lì sei a contatto comunque con la natura vigorosa in tutti i sensi, ed è un'esperienza, cioè qualcuno potrebbe pensare che sia una cosa spaventosa, cioè comunque qualcosa che possa, io che sono una persona comunque molto ansiosa e che anzi mi spavento facilmente, per me è stata una cosa, le sensazioni che ti dà quel tipo di naturalismo, ti rinvigorisce, è qualche cosa di veramente ti dà una grande vitalità. Poi sono stato in Canada diverse volte per l'orso polare e non, ho fatto un'altra bellissima esperienza in Canada. Abbiamo percorso tutta l'Alaska Highway, che è praticamente l'autostrada, è una strada sterrata lunga migliaia di chilometri, che attraversa diversi stati canadesi e poi o va in Alaska, quindi Stati Uniti, o altrimenti prosegue fino al circolo polare artico canadese. E io ho fatto migliaia di chilometri, anche lì tra una città e l'altra a volte 200, 300, 400 chilometri, ma vedendo delle cose stupende, cioè meno 35, meno 40 fuori e magari dal finestrino a bordo strada vedere le linci o i lupi, roba del genere, cioè, quindi è stata veramente una cosa. Lì l'attrezzatura sopravvive a quelle temperature? Allora con quel tipo di viaggio lì dove sei comunque cioè che hai la macchina d'appoggio, al massimo scendi, stai fuori qualche minuto, non ci sono problemi. L'attrezzatura ha avuto dei problemi, come l'avrebbe avuta comunque in ogni caso qualsiasi tipo di strumento tecnologico. Dicevamo le Svalbard. Allora, le Svalbard io sono stato 3 volte. La prima volta, diciamo a primavera, già nella fase del midnight sun, cioè quindi già quando c'è sole tutto il giorno, e le temperature lì, per quanto magari ci sia neve, ghiaccio in giro, però sono molto più gradevoli. Poi sono stato nel 2022 e nel 2024, l'anno scorso, in particolare nel 2022 per il secondo libro, io cercavo delle immagini con un certo tipo di luce blu di fondo, che è quel tipo di luce che tu hai in Islanda, alle Svalbard, in Groenlandia, nel periodo invernale o comunque alla fine dell'inverno, cioè quando il sole ancora non è mai sorto, ma hai praticamente quel bagliore sempre presente durante il giorno, e realmente non saprei come descriverlo meglio, sono una luce blu di fondo che è veramente molto particolare. Il problema qual è? Le temperature. Allora, alle Svalbard io ho fatto dei giorni. Aspetta, inverno o estate? Non inverno. Cioè, allora, per intenderci, nel 22 sono stato a fine febbraio e l'anno scorso invece sono stato a metà marzo. E comunque faceva freddissimo anche a metà marzo. Nel 22 c'era ancora buio, avevo 4 ore di luce al giorno e facevo delle escursioni durante il giorno tutto sommato vicine alla cittadina principale, che è Longyearbyen. Facevo delle escursioni per fotografare non so, la volpe artica, quegli animali lì, e un po' di paesaggio, e ho fatto dei giorni che con meno 35, meno 36, meno 37, ma a piedi, magari non troppe ore perché stavo fuori con la guida
3 ore, 4 ore, però era fisicamente pesantissimo, ma non per la fatica, proprio per il freddo, cioè l'impatto che ha il freddo quando fai anche 2, 3, 4 chilometri a piedi e magari ti fermi per far foto e quant'altro, insomma stai fuori comunque a quelle temperature lì per 3 ore, 4 ore, cioè ti consuma nel vero senso della parola il freddo, e l'attrezzatura, cioè a quelle temperature lì non è piacevole far foto, perché devi comunque tenere le batterie a contatto col corpo quanto più possibile, quindi generalmente io usavo delle taschine da mettere nella tasca del pile, comunque a contatto col corpo, e quando capitava di dover fotografare magari tiri fuori la batteria, la metti nella macchina fotografica, accendi, fotografi, togli la batteria, rimetti via, cioè quindi per fare magari anche solo una manciata di foto devi, tra virgolette, lavorare abbastanza, perché altrimenti vedi letteralmente, il problema sono le batterie con quelle temperature lì, cioè vedi la batteria che anche a piena carica muore, cioè la macchina si spegne, di punto in bianco comincia a segnalarti batteria bassa e poi muore. Il telefono non ne parliamo, nel senso che a quelle temperature lì muore, non lo accendi neanche, cioè o lo tieni in qualche tasca interna, ma nel momento stesso in cui lo tiri fuori, nel giro di veramente attimi muore, ma anche le batterie delle macchine fotografiche comunque durano pochissimo. Altri problemi in generale, cioè dal punto di vista operativo, non so, l'autofocus delle macchine, cose del genere, non ho mai avuto problemi, non ho mai sperimentato differenze. Il problema sono proprio le batterie, e comunque è un problema reale, perché adesso per esempio durante uno di questi viaggi ho fatto 3 giorni dormendo fuori, erano 3 giorni di motoslitta e dormivamo in una piccola cabin in mezzo al niente, alle Svalbard, con una guida del posto. Ecco, per esempio lì era impossibile caricare le batterie di sera perché non c'era corrente, era letteralmente un casottino con una piccola stufa a paraffina. Avevo tante batterie dietro, però lì il trucco era semplicemente di tirare fuori le batterie solo ed esclusivamente se c'era veramente qualcosa di interessante da fotografare e poi mettere via tutto. E il posto più estremo che hai visto? Proprio a livello anche lavorativamente parlando, a livello fotografico, che magari ti ha messo in difficoltà? Il secondo anno che sono stato in Alaska, quindi non freddo assolutamente, ero in questo parco nazionale, nel Katmai, e di fatto a contatto con l'acqua sempre, quindi molto umido. In quei giorni lì, i primi giorni di questo viaggio, c'era nebbia che ha consentito di fare foto molto particolari di orsi in acqua in mezzo alla nebbia, cioè cose che non si vedono anche spesso, e sono contento da quel punto di vista lì. Però in generale quella settimana lì c'era un'enorme umidità dell'aria, e probabilmente sia il fatto di essere sempre esposti all'umidità, c'è stato anche un paio di giorni che pioveva una pioggia talmente fina, c'era semplicemente una grande umidità, mettiamola così, e ho avuto problemi di condensa con tutte le lenti, questo prima che cominciassi a usare Sony, però ti dico tendenzialmente non credo avrebbe fatto differenza il brand, ed è veramente spiacevole, perché comunque anche se poi c'era un camino lì in un lodge, magari durante il giorno faceva asciugare l'attrezzatura in modo da eliminare le macchie di condensa all'interno, poi spesso e volentieri cosa succedeva? Che tornando a fotografare, dopo pochi minuti si riformava condensa, gli ultimi 2 giorni io ho fatto veramente tantissima fatica a fotografare, perché era un continuo passare e cambiare obiettivi, cercando di portare a casa la foto, perché poi nel momento in cui si andava a riformare la bolla, la macchia di condensa in maniera importante,
cioè, le immagini erano comunque inutilizzabili, già vedendole così sullo schermo dietro della macchina fotografica si capiva che era troppo, ok? Questa è stata una cosa che poi non mi è più capitata, cioè non ho più vissuto situazioni simili, anche perché comunque non sono mai più andato poi in posti particolarmente umidi, cioè non così tanto umidi. Tranne la pianura padana. Sì, esatto. Quella la escludiamo perché è fuori categoria. E dopo sì, il freddo, quel viaggio alle Svalbard in motoslitta, ma lì insomma era un po' tutto, che erano comunque 3 giorni in motoslitta, cioè tu corri comunque in motoslitta, è una cosa che hanno fatto tante altre, cioè per carità non è che io sia un avventuriero, però è una cosa che si fa, però sai, per 3 giorni corri in motoslitta da un posto all'altro con fuori meno 35, meno 36, hai di fatto uno scafandro addosso perché la tuta che ti danno ti protegge in teoria da tutto, però c'è sempre qualche spiraglio da dove entra un filo d'aria e poi insomma proprio per far foto togli un paio di guanti, mettiti l'altro paio di guanti, diventa scomodo in tutti i sensi. Però altre difficoltà particolari sinceramente singole cose, magari singole situazioni, però viaggi interi, ricordo quei 2 viaggi lì come più complicati proprio dal punto di vista dell'attrezzatura. A bruciapelo, arriva prima il fotografo o arriva prima la voglia di fare quell'esperienza e la fotografia è la scusa? La fotografia è sempre la scusa, cioè nel mio caso, specialmente ormai negli ultimi 2 o 3 anni, che addirittura di fatto io non ho ancora visto, per quanto riguarda l'ultimo progetto, il frutto di quello che sto facendo, non so neanche che cosa sia, perché io ho raccolto le foto, ho fatto parecchi viaggi, posso immaginare o posso avere in mente qualche serie di foto, qualche situazione che mi è piaciuta e quindi che probabilmente diciamo mi darà poi creerà del materiale diciamo che mi soddisferà, che mi piacerà, però in generale negli ultimi anni la motivazione principale è sempre stata quella di dire adesso nel caso del Giappone è poi un posto che io amo particolarmente, quelle zone lì del Giappone io ci sono stato tante volte, comincio a conoscerle, mi piacciono le persone, comincio a conoscere delle persone in determinate zone, quindi comincia ad esserci un rapporto di conoscenza perché sono tornato più volte magari da famiglie, da fotografi del posto, piuttosto che, quindi comincia ad esserci una conoscenza e quindi per esempio negli ultimi 3 anni cioè tutti i viaggi e tutte le esperienze che ho fatto erano finalizzate prima all'esperienza e poi al materiale che comunque è stato raccolto senza averlo neanche ancora mai toccato, quindi per me, io per esempio fino al 2015 non ero mai uscito dall'Italia, cioè io non avevo mai avevo preso un paio di voli, 2 o 3 voli molto brevi, ero anche piuttosto spaventato dall'aereo e fino al 2015 non ero mai uscito dall'Italia, cioè e la parte diciamo che è comunque lì, rimane lì di me persona ansiosa o comunque che si preoccupa molto facilmente per determinate cose, comunque è sempre stata messa un po' in sordina dalla parte invece che aveva la necessità di fare determinate esperienze, di vedere certe cose, di poter creare certe cose, quindi quella è stata una spinta che mi ha fatto superare tutta una serie di disagi piccoli o grandi che altrimenti non avrei potuto superare, cioè alla fine intendiamoci, allora è bellissimo viaggiare, però quando cominci a stare un mese e mezzo in un posto è impegnativo, cioè, ma è impegnativo anche se non sei nel posto più estremo del mondo, comunque anche solo per il fatto che non sei a casa tua, che non sei con i tuoi affetti, non hai le tue cose, non dormi nel tuo letto, cioè sai, una settimana tutto bellissimo, 2 settimane anche, cioè quando cominciano a essere 30, 40 giorni, via dicendo, cioè veramente pesante. Questo io non lo dico perché voglia
dare un peso diverso alle cose che faccio io, come che fanno tantissime altre persone, è il dato di fatto, però comunque cioè la necessità interiore di vedere e fare certe cose mi ha fatto sempre superare certi disagi o certe paure. Può essere stata la paura dell'aereo all'inizio, che era comunque una cosa molto presente, ma banalmente l'aver fatto delle cose che altrimenti non avrei mai fatto, cioè certi posti particolarmente isolati o remoti, fino a una decina di anni fa cioè, non mi sarebbe passato neanche per l'anticamera del cervello di andarci, cioè, col tipo non di mentalità, di sensibilità che ho, avrei fatto molto fatica. E quindi la fotografia è comunque stata per me, è tuttora uno strumento potentissimo in tal senso, proprio perché è stato talmente forte che mi ha fatto superare delle cose che magari altrimenti non avrei gestito nella stessa maniera. Torno alle tue immagini. Sì. La post-produzione, Sì. quanto incide sulla tua immagine? Perché io le trovo dannatamente poetiche, le tue immagini, sono proprio minimaliste, ricercate. Allora, la post-produzione incide tanto, mi spiego però in che senso, cioè incide tanto dal punto di vista dell'importanza, cioè che poi ci sono delle situazioni in cui un po' per come viene scattata la foto, perché magari riesco per le condizioni di scatto o altro già a ottenere subito un certo tipo di effetto, e quindi in quel caso cioè, è formalità. Diciamo che in tanti altri casi è importante la post-produzione, è molto importante, perché devo agire su determinati parametri che possono cambiare di volta in volta. Non c'è mai un'alterazione della realtà inteso come il contenuto della foto, cioè le cose che ci sono o non ci sono non è che vengono tolte o messe cose, cioè non c'è mai un'alterazione del contenuto, che è quello, però ci sono, ho negli anni sperimentato non dei modi, perché non è qualcosa di standardizzato, ma quella sensazione, quel feeling di poetico, c'è modo di volta in volta di magari, se è già presente, comunque di andare ad accentuarlo un po'. Quindi in quel senso è importante la post-produzione, e io non è che me ne serva molto, ma lo ritengo fondamentale, perché banalmente a volte può essere anche solo una questione di come viene regolato il bilanciamento del bianco, che può andare a creare un effetto, o meglio una percezione di chi osserva l'immagine completamente diversa. Quindi banalmente anche solo un intervento di quel tipo lì va realmente a stravolgerti l'immagine, piuttosto che magari altri parametri come la chiarezza o quella che viene chiamata riduzione della foschia, che io in realtà non uso mai come riduzione, ma come per l'aggiunta? Come aumento. Quindi sei scuola Lightroom te? Sì. Ok. Io sono tanto dubbioso su Capture One. Sono lì. Non ho mai usato. Allora, bisogna considerare una cosa, che io purtroppo, dopo aver lavorato, allora io l'ultima sessione importante di post-produzione mia risale a 3 anni fa, quando ho lavorato al secondo libro, che fondamentalmente da aprile fino ad ottobre, cioè io ero al computer a fare post-produzione 7 giorni su 7, cioè della stessa foto magari io facevo anche 30 o 40 versioni diverse, e che in definitiva magari cambiavano semplicemente un po' per i colori, per i toni, perché cercavo di uniformare immagini che scattate in 4 posti del mondo diversi, in modo che avessero le 2 tonalità principali che mi ero prefissato per il progetto. Ed è stata una cosa che mi ha veramente stressato molto, mi ha fatto del male dal punto di vista fisico, perché l'editing purtroppo per i soggetti come me, che sono
comunque sono veramente un perfezionista da questo punto di vista, è qualcosa che fa male, cioè in quel periodo lì mi sono realmente fatto del male e non ho più voluto prendere in mano il computer per tantissimo tempo. Io credo per un anno intero non ho proprio più toccato una foto al computer dopo il libro, non volevo neanche avvicinarmici al computer. Adesso magari nell'ultimo annetto, diciamo così, anche se un po' di meno, lavoro qualche cosina, magari semplicemente qualche anteprima presa a caso dalle foto scattate negli ultimi 3 anni, tanto da mostrare qualche cosa, o magari adesso collaboro con un'agenzia di viaggi giapponesi per alcuni dei viaggi ad Hokkaido per girargli un po' di materiale pubblicitario, allora prendo 2 o 3 foto a caso, però erano sempre, diciamo, sessioni di lavoro al computer di magari 3 ore la domenica mattina, Ok. cioè parliamo di cose completamente diverse. Eppure anche lì mi rendo conto che quando vedo centinaia di file importati e che quindi e quando dovrò lavorare al prossimo lavoro, cioè i file saranno decine di migliaia da cui poi attingere, comincia a prendermi subito l'ansia e diciamo quella sensazione di essere schiacciato da quanta roba c'è da fare, quindi devo imparare a gestirla in maniera differente la cosa. Comunque ho sempre usato Lightroom, anche lì non mi ha mai insegnato nessuno a usarlo, e della post produzione in realtà faccio lo stesso utilizzo, cioè alla post produzione ho lo stesso approccio che ho per quanto riguarda la fotografia, nel senso non mi ha mai spiegato nessuno come fare determinate cose, letteralmente a certi risultati sono arrivato di volta in volta a tentativi, cercando di capire su che cosa agiva un parametro piuttosto che un altro, e la riguardo un po' in maniera buffa questo tipo di lettura, di approccio, perché ci sono fior di fotografi, ma anche invece di professionisti dell'editing, che magari tengono corsi e che insegnano realmente un modo corretto di fare post produzione, quindi su che parametri agire, in che misura agire su determinati parametri. Il problema qual è? Che io non sono interessato a che il mio approccio sia corretto o scorretto, corretto inteso in senso di accademico, ok? Cioè che sia corretto dal punto di vista tecnico, Certo. ok? Cioè io ho, per me la post-produzione è uno strumento, come lo è la fotografia, assoggettato alla mia volontà e a un tipo di immagine che ho in mente già da prima. Quindi io lo uso in modo di ottenere quel tipo di effetto, di risultato, o di ottimizzare quello che è quanto fatto in fase di ripresa, a prescindere dal fatto che i parametri sui quali vado ad agire siano giusti o sbagliati. Cioè proprio è una cosa che non mi tocca minimamente. Cioè io ho in mente, non so, un certo mood di una foto, benissimo, io poi sviluppo quella foto cercando di ottenere quel mood o di accentuarlo, a prescindere da quelli che sono i parametri giusti o sbagliati sui quali posso avere. Non è una cosa che mi interessa, cioè la tecnica di tutte le cose, quindi può essere l'editing, può essere anche entro certi limiti la fotografia stessa, è proprio una cosa che non mi appassiona, perché me ne servo solo in funzione del risultato che voglio ottenere. Cioè io la tecnica non la vedo come qualche cosa di valido in sé o qualche cosa che vada rispettato, mettiamola. Per me è qualcosa da padroneggiare per ottenere la sensazione finale che voglio trasmettere. È un puro strumento. Poi il come ci arrivo è veramente tutto relativo, e quindi è il motivo per cui, per esempio, si accennava
alle serate o agli eventi, diciamo, in ambienti più legati strettamente al mondo della fotografia, non ho più partecipato a queste cose perché in definitiva è comprensibile, cioè, lo capisco benissimo, cioè, le poche domande che magari ti fanno durante una serata le persone che vengono sono quasi sempre domande che riguardano la tecnica ed è una cosa che a me annoia, cioè io vorrei che qualcuno mi chiedesse che cosa ho provato, più che Certo. scattando No, in quel momento. più che scattando quella foto, ma in quel momento o l'esperienza, no, del contesto che stavo vivendo, della situazione che stavo vivendo. Tecnica è una roba che in sé per sé non dice niente, capito? Cioè è chiaro che uno deve un minimo conoscerla per poter fare quello che fa, ok? Però sì, non starei più di tanto a perderci tempo, non ci ho mai perso tempo dietro a quale potesse essere, non so, l'apertura da usare in una determinata situazione o il fatto che i miei ISO fossero più alti o più bassi, cioè proprio sono cose che non mi interessano, e se me ne servo per ottenere un certo tipo di sensazione e di immagine e mai, diciamo, il contrario. E io salterei da palo in frasca e così andiamo anche verso la fine della nostra chiacchierata. Ti ringrazio, abbiamo parlato di un sacco di cose interessanti. Libro, cioè in un mondo in cui va tutto verso digitale, no? Cioè siamo sovraffollati da questo numero di immagini, video, no? Come ci dicevamo, incredibile. Te mi fai la scelta contraria di non solo essere fotografo e utilizzare la carta stampata, ma di diventare anche editore. Allora, quella cosa lì cioè ci sono diversi aspetti, nel senso che io la cosa dei libri, cioè di lavorare ai libri è semplicemente perché, ok, mi piace l'idea di lavorare su dei progetti personali, chiamiamole storie, no? Che è un concetto che viene utilizzato molto, anche troppo. Per me il libro era, diciamo, il raccoglitore ideale, cioè la parola fine ideale di un determinato percorso, di un determinato progetto, cioè era diciamo, la sua parte tangibile, toccabile. Cioè è chiaro che io vedo le foto, le posso far vedere, le ho viste, posso essere contento o non contento, però il fatto di raccogliere, ed è comunque sempre una sintesi, perché cioè, il libro è comunque sempre una selezione, dovrebbe, almeno nel mio caso, è sempre stata una selezione, una scrematura importante di un quantitativo di immagini molto maggiore a quelle che poi vengono presentate nel libro, però era un modo per presentare un prodotto tangibile, questo a prescindere dall'aspetto economico, ma guarda, in questo modo, ed è lo stesso concetto delle stampe, cioè delle fotografie stampate, cioè tu passi da una dimensione che è una dimensione, se vogliamo, intangibile, a una dimensione concreta, cioè è come se quello che tu hai fatto poi diventasse realmente esistente. Potrebbe sembrare una visione un po' arzigogolata, nel senso che uno dice vabbè ragazzi, il tuo progetto ormai c'è, è esistente, le foto ci sono, anche se uno non ci fa un libro, non le stampa quelle foto lì. Cioè non è che il fatto di stampare le foto o di pubblicare un libro a riguardo rende più o meno esistente un progetto, però per me, cioè, è come se tu passassi da una dimensione ad un'altra, quindi da una dimensione che è quella digitale, che per certi versi per me è un po' come se fosse irreale, no? Cioè molto effimera, a una dimensione che invece puoi toccare e che quindi ha, per me, cioè, dentro di me è come se avesse un peso, e come se diventasse reale qualche cosa che fino a quel momento era comunque non concretizzato, ecco, mettiamola così. Poi chiaramente uno dice c'è un aspetto economico, perché cerchi di lavori a un progetto, lo raccogli nella produzione di un libro, quel libro cerchi di venderlo,
e quantomeno, almeno per quanto riguarda me, cioè quelle entrate poi sono servite di volta in volta a finanziare altri progetti, viaggi e quant'altro. Ma l'idea della casa editrice non era, diciamo, qualche cosa di autoreferenziale, ok? Ma è stata una necessità, nel senso, allora già la fotografia di natura è qualcosa di super nicchia da un punto di vista economico, perché ci sono magari tantissimi appassionati in Italia, ma da un punto di vista della monetizzazione ormai è difficilissimo, e i pochi editori che ci sono in Italia molto difficilmente rischiano anche poche risorse, perché tante volte si tratterebbe di risorse tutto sommato modestissime, per la produzione di un progetto di un fotografo, perché non hanno l'interesse, perché non è vendibile, o perché pensano che non sia vendibile, per tutta una serie di motivi. Io alla fine mi sono trovato di fronte a un bivio quando ho lavorato al primo libro, cioè era o vado a bussare le porte a chiunque, e quasi sicuramente poi quel chiunque mi avrebbe detto, avrebbe cominciato ad avere obiezioni su non so, la scelta della carta, sulla copertina, sull'impaginato, cioè su tutta una serie di cose, e a quel punto io avrei avuto un prodotto finale che non sarebbe stato più il mio, nel senso, cioè non sarebbe più stata la mia creatura, ma sarebbe stato qualche cosa di azzoppato per cercare di incontrare più facilmente i gusti di qualcuno. E poi c'era anche un aspetto economico, perché comunque nei pochi casi in cui qualcuno si sostiene il rischio della produzione di un progetto di un fotografo, molto spesso è ok, io ti stampo il libro, chiaramente i proventi poi sono della casa editrice, magari regalano un paio di scatole di libri al fotografo che se li smercia tra amici, conoscenti e via dicendo, ma fondamentalmente l'utile è tutto per la casa editrice. Io ho fatto un giro più largo, ho detto, a parte un paio di fotografi che seguivo all'inizio, cioè che mi hanno ispirato, uno in particolare francese, anche lui ha la sua casa di produzione, quindi mi piaceva un po', mi affascinava il fatto che uno fosse indipendente, ok? Ma soprattutto perché dico, io ho a cuore un certo tipo di qualità, sia nel lavoro che faccio, ma sono un appassionato magari della carta, per me fa una grande differenza, non so, la carta, cioè sono uno che ci guarda anche in libri non di fotografia ma di altre cose, guardo come sono impaginati, che tipo di carta ho utilizzato, quindi volevo avere totale libertà dal punto di vista espressivo, quindi questa è stata la motivazione principale, e poi c'è anche la motivazione economica, perché chiaramente poi uno rischia il suo, però poi quello che prende è anche suo, cioè non hai padroni, per così dire. Io negli ultimi anni ho cercato di fare una cosa, di non fare le cose che potessero piacere alla maggior parte delle persone, ma ho cercato di crearmi un mio pubblico, quindi se vogliamo molto limitato, poi questo è un concetto relativo, però ho cercato di crearmi un mio pubblico che sia appassionato delle cose che faccio, che in qualche modo sia curioso del mio lavoro, cioè dei viaggi, dei miei progetti, e che abbia realmente a cuore i miei lavori, ok? Quindi piuttosto che dire io devo cercare di raggiungere la maggior parte delle persone possibile, quindi devo cominciare a fare video, devo cominciare a fare delle cose più non più commerciali, più vendibili, ok? Che non necessariamente è commerciale, ma comunque qualcosa che raggiunga il pubblico più vasto possibile. Ho detto no, allora, per esempio, io tante immagini che faccio, o quelle che mi piacciono di più, sono le foto
molto ambientate, quindi con un animale magari che occupa poco spazio nel fotogramma e che fa vedere tanto del paesaggio. Ecco, quel tipo di foto lì, per esempio, con i canoni e i criteri attuali dei social, è quella che funziona di meno, perché chiaramente si vuole avere un'immagine molto più immediata, tipo un ritratto a pieno formato, cose di questo genere, che comunque mi piacciono, però io non voglio lavorare solo con quel tipo di foto lì per far contento Instagram, cioè il concetto è quello lì. E quindi ho cercato un po' di coccolare e di far crescere pian pianino un pubblico che fosse realmente interessato a quello che faccio, come lo faccio. Quindi se io ricordo più di qualche volta non è che mi abbiano sollevato delle obiezioni, cioè mi hanno dato dei consigli, perché immagino che fossero stati dati come consigli di usare determinati formati o un determinato tipo di fotografia perché sarebbe stata ancora più potente da un punto di vista. Sì, niente da dire, però comunque sarebbe stato qualche cosa di non mio. E poi si torna sempre lì, no? Cioè alla fine, cioè noi parliamo di strumenti, Instagram, TikTok, quello che sono gli strumenti che usiamo oggi. Allora è giusto basarsi su queste cose, però possiamo anche considerare il fatto che non è detto che durino all'infinito e che domani useremo ancora queste cose. Quindi, cioè, io cerco di sviluppare il mio lavoro, ho cercato di sviluppare il mio lavoro, il mio gusto a prescindere da questi strumenti, perché altrimenti poi ti trovi che hai fatto fotografie o video fatti in un certo modo in maniera che fossero più utilizzabili possibili su Instagram, ok? Poi magari domani ci troviamo che dobbiamo usare un'altra piattaforma che invece vuole un format completamente diverso e quindi è un corri-corri a cercare, e sicuramente sarà così, ok, ci sta, cioè uno deve sapersi adattare, però allora cioè, di tuo realmente cos'è che c'è lì? Cioè sei tu che offri qualche cosa di tuo o stai cercando di offrire qualche cosa che vogliano le persone o che vogliano questi strumenti? Perché per me fa tutta la differenza di questo mondo, nel senso io se faccio queste cose le faccio perché è un'esigenza mia personale, interiore, e in maniera, se vogliamo, un po' egoistica dico a me degli altri non mi interessa niente, cioè benissimo che queste persone apprezzino quello che faccio e cerco di veramente di coccolarle nel vero senso della parola, però è come dire, è un mutuo scambio, nel senso io comunque faccio queste cose in questa maniera perché è come le farei, tu le apprezzi perché apprezzi il mio lavoro e lo apprezzi per quello che è, per come è fatto. Un discorso diverso è dire guarda, faccio le cose in funzione solo di quanto riesco a tirar su dal punto di vista del gradimento delle persone. A quel punto non stai più facendo qualche cosa per te stesso e il punto di partenza per me è sempre stato quello, cioè che comunque questi strumenti io la fotografia la utilizzo perché è uno strumento che mi ha consentito di fare delle cose, di vedere delle cose che altrimenti non avrei visto, non sarei stato in grado di vedere, e quindi parte tutto da una mia sensibilità che non voglio tradire facendo cose diverse, insomma, quindi questo è. Marco, grazie mille. Niente. Questa chiacchierata è stata bellissima. Piacere mio. Ti ringrazio, hai dato un sacco di chicche. Super.